Come è andata l'annata agricola 2016, Veneto Agricoltura tutti gli anni propone questo quadro in anteprima a gennaio, vediamo quello che è successo. A 5,5 miliardi. Sì, un'annata diciamo che ha confermato in termini di produzione lorda l'annata precedente, quindi 5,5 miliardi. Gli imprenditori hanno prodotto bene, non a caso c'è stato un incremento della produzione. La difficoltà è stata quella dei prezzi, in quanto i prezzi in termini generali sono diminuiti, con alcune punte, pensiamo almeno al 38% del radicchio, e con delle difficoltà particolari nelle produzioni zootecniche, quindi un prezzo del latte in calo e della carne in calo. Però c'è da dire che ci sono anche delle situazioni molto favorevoli, ad esempio l'uva ha avuto un incremento, diciamo il prezzo pagato ai produttori del 5,5%, questo perché a monte della filiera c'è un successo molto importante a livello mondiale dei vini veneti. Si pensi che il vino veneto che va nel mondo vale circa, si avvicina ai 2 miliardi, quindi un dato estremamente significativo. Sì, l'agricoltura si sta trasformando, intanto si sta trasformando nel tessuto strutturale, perché escono dal circuito produttivo le aziende più piccole e quelle condotte da imprenditori molto avanti negli anni. Sono stati fatti degli investimenti col programma di sviluppo rurale regionale molto importanti per favorire l'inserimento dei giovani in agricoltura, quindi questi risultati ci sono, tangibili, anche nei numeri, sebbene appunto noi diciamo che i numeri non raccontano tutta la storia, però i numeri in questo caso dicono che ci sono molti più giovani rispetto a una volta. Sono innanzitutto dei ragazzi che hanno studiato, quindi diplomati, laureati, conducono aziende più grandi e intraprendono strade diverse che avvicinano l'azienda molto più alla trasformazione e al contatto diretto con il consumatore. Recentemente abbiamo condotto e verrà presentata per il Veneto la settimana. Devo dire che sicuramente gli allevamenti hanno sofferto, a prezzi costanti la resa quest'anno sarebbe stata di un 3,3 positivo per cento, cala invece al 4,7 negativo per via dei prezzi. I prezzi sono calati in maniera molto importante, il prezzo medio del latte 2016 su 2015 cala dell'8%, anche se il trend degli ultimi mesi è un trend positivo. Perché? Perché il settore caseario sta andando effettivamente molto meglio nel 2016 che nel passato, grazie a tutta una serie di politiche di export e di investimenti che sono stati fatti, quindi contiamo nel 2017 che il prezzo del latte possa effettivamente risalire. Il nome Veneto Agricoltura rimarrà sempre, anche se la definizione della nuova agenzia è Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, quindi non cambia solo come nome, ma dovrà cambiare anche nella sostanza. La sostanza sarà quella di legare da un lato le esigenze che ci sono dal mondo agricolo, quindi una maggiore concertazione con le associazioni, col mondo agricolo, e dall'altra capire quali possono essere i supporti dal mondo della ricerca per dare le risposte al mondo agricolo. Allora, in Veneto Agricoltura la Regione ha già identificato quali saranno le necessità di Veneto Agricoltura per i prossimi 3 anni. Il bilancio di Veneto Agricoltura è stato approvato con il bilancio regionale. Questo bilancio è in parte per quanto riguarda le attività correnti che Veneto Agricoltura deve fare ed in parte come investimenti per la trasformazione dalla vecchia azienda alla nuova agenzia, perché ci saranno delle ristrutturazioni, delle modificazioni anche importanti. Si può fare un parallelo, cambia l'azienda agricola, cambia Veneto Agricoltura? Beh, bisogna essere al passo con i tempi, quindi qua bisogna dire che la Regione è stata lungimirante nel 2014 quando ha voluto dare questi nuovi indirizzi a Veneto Agricoltura, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, soprattutto per quanto riguarda la redditività delle imprese agricole. Noi dobbiamo sicuramente aiutare le imprese agricole a far crescere la loro redditività.